C'entro anch'io, c'entro anch'io. Ecco un nuovo appuntamento con Centro Anch'io, grazie a tutti per essere con noi. Gli amici del gruppo escursionisti Brescia oggi ci portano al rifugio Baitone dal Pass del Gate e al rifugio Tonolini dal Ponte del Guat. Lasciata l'auto a Ponte del Guat si trova una strada sterrata fino alla Malga Premassona, 1585 metri. Dopo aver attraversato il torrente inizia la salita fino al bivio, si prosegue a sinistra sulla mulattiera per Baitone. Il sentiero 13 sale con numerosi tornanti e in circa un'ora si raggiunge la località Baitoncello. Proseguendo in 20 minuti circa si raggiunge Malca Baitone e percorrendo la mulattiera si raggiunge il livello del coronamento della diga a 2284 metri a 2 ore circa dalla partenza. Dopo un quarto d'ora si transita al bivio del sentiero 48, si prosegue, si oltrepassa il lago, si sale sulla sinistra ed in circa un'ora si raggiunge il lago Rotondo e il rifugio Tonolini a 2450 metri. Ed ora, baciati dal sole di Rimini, proviamo a interrogare gli abitanti di questa bella città romagnola sui sopei. Perché? Perché si dice che lì è il CRES come i sopei delle Fonne. Non potevamo non arrivare a Rimini e non fare un giretto in spiaggia. Certo. Non è possibile. Da oggi. Una bella giornata, poi si fa il bagno? No, si pucciano i piedi, il bagno no. Una pucciatina qui nel mare di Rimini, magari la farà pure Luca. Luca riminese? No, milanese. Vai Luca, questo. È il CRES come i sopei delle Fonne. Allora, bravo, la pronuncia, la lettura è un 8,5. Penso che è sbagliato. Ah no, dai, non te la sei cavata malissimo. E la comprensione? La comprensione orale, scritta? Credo come sopei, non lo so. E il CRES? Io credo come i sopei delle Fonne, ma non so cosa vuol dire. Niente? Allora, questo è dedicato a una persona piccola, bassa di statura. Ecco, ovviamente, no, che tu è bene, tu sei statura media, Luca, che ovviamente non ha più possibilità di crescita, insomma. Quindi quello Crescere come gli zoccoli. Gli zoccoli sono i sopei? Sì, i sopei sono gli zoccoli delle fonne. Le fonne a Brescia, a Berga, sono le donne. Ah, sono le donne. Non è che Quindi non è fonne. I zoccoli delle donne non è che no, crescono, non vuol dire niente. Esatto. Quello è il numero di piede e quello si tiene. Basta, ok? Capito? Capito. Sei contento che ti abbiamo un po' acculturato? Grazie a voi. Sì. Siamo qui a 2 passi dal famoso Grand Hotel di Rimini, ovviamente intitolato a Federico Fellini, personaggio illustre. Così come un personaggio illustre potrebbe essere il nostro ospite. Lei si chiama? Emanuele. Emanuele, lei è romagnolo? No, sono di Firenze. Ah, proprio... Dall'altra parte del muraglione. Emanuele, c'è l'interrogazione sul dialetto bresciano. Lei ha conoscenze, amicizie? No, non proprio. Provi a leggere questo. El Cres. El Cres come i sopei delle fonne? Capito qualcosa, Emanuele? Allora, lui cresce. Ah, lui cresce come i sopei? Sono gli zoccoli quelli. Ah sì? Sì. Come gli zoccoli delle fonne. Cosa sono le fonne? Le fonne sono... Chi sono? No? Cosa sono? Che sono le donne. Quindi è una cosa simpatica per dire di chi è basso di statura, che ormai cresce come gli zoccoli delle donne, ovvero... Nulla di fatto, insomma. Nulla di fatto. Così rimane. E così resti anche lei, Emanuele, con questo bel sorriso e questa giovialità. Grazie. Arrivederci, alla prossima. Arrivederci.